Buona giornata, bentrovati, appuntamento con il nostro spazio dedicato al mondo dello sport, www.venetoglobe.com, la nostra web tv che confeziona, prepara ed allestisce naturalmente i nostri appuntamenti. Uno degli appuntamenti tra l'altro della serata è quello dedicato al basket. Saremo in diretta streaming, audio e video dal Palazzetto dello Sport di Pieve di Soligo per raccontarvi, per trasmettervi appunto la amichevole tra la TVB Basket Treviso di Serie A1 e i campioni d'Italia della Serie A1, la Umana Reyer Venezia, a partire dalle ore 20:15 in diretta streaming su www.venetoglobe.com. Prendete nota. Sul digitale terrestre invece ci trovate ogni sera 19:40 con Caffè TV 24, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia. Campionato europeo di pallavolo femminile, battuta la Slovacchia, ora ci aspetta la Russia e ci aggrappiamo ancora una volta all'Egonu con le sue battute e le sue schiacciate, nonostante contro la Slovacchia l'Egonu non sia andata al meglio. Questa sera a Lodz cerchiamo di avanzare in questo europeo, dentro o fuori. Sentiamo Davide Mazzanti. Davide Mazzanti, 3-0 con la Slovacchia, il primo passo delle partite dentro o fuori superato bene? No, superato male perché è stata una partita non ai nostri livelli e abbiamo fatto una fatica incredibile a esprimere il gioco sia in cambio palla ma anche in fase break. Abbiamo sprecato veramente tanto, non siamo mai riusciti a imprimere il nostro ritmo e c'era sicuramente tensione, ma una tensione che poi non ci ha fatto mai cambiare marcia. E più o meno siamo andati sempre con lo stesso ritmo, lento, molto lento, e l'unica cosa che è migliorata è che abbiamo tolto un po' di errori rispetto al secondo set e siamo andati via, ma non è la pallavolo che giochiamo noi limitando gli errori, ma noi cerchiamo sempre di spingere. E invece oggi questo non è venuto, sicuramente è stata, penso, la peggior partita dell'Europeo fino adesso. Alla vigilia parlavi di battuta e ricezione, ti hanno soddisfatto di più oggi? Ma sì, anche se poi tu hai scritto solo della ricezione, battuta e ricezione vale da entrambe le parti. No, nel senso che sicuramente nell'ultima partita abbiamo subito tanto in ricezione, ma abbiamo sbagliato anche 18 battute che erano un pochino tante. E oggi sicuramente siamo stati più continui, a volte siamo andati abbiamo fatto buone variazioni sulla battuta e quello lì è andato sicuramente meglio, però alla fine abbiamo migliorato quell'aspetto lì, ma poi nel gioco non siamo mai stati noi. Si torna a Lodz e c'è la Russia. Sì, c'è la Russia e sicuramente dovremo approcciare meglio la partita, perché oggi non l'abbiamo approcciata secondo me nel modo giusto, c'era tanta tensione, forse una partita difficile da approcciare, però non siamo mai riusciti poi a entrare in partita e credo che con la Russia sarà un po' diverso perché è un avversario di quelle che già ti mette comunque nelle condizioni di entrare a 1000 e è una squadra che ha sicuramente nella palla alta un elemento importante e noi dovremo, secondo me, fare meglio con i tempi di muro, perché di solito non siamo così precisi sulle palle alte con la Russia, ma abbiamo 2 giorni per lavorarci e per metterci a posto con i tempi di muro. Non sarà un avversario facile sicuramente questa Russia, come avete sentito da Davide Mazzanti. Grande risultato per il tennista italiano Berrettini che va in semifinale agli US Open d'America e oggi affronta il francese Monfils per la storia per entrare in finale. Si aspetta invece la Ferrari a Monza dopo la vittoria di Leclerc, si cerca il bis sulla rossa, alettoni speciali e motore Evo 3, tifosi impazziti, boom dei biglietti e record assoluto vicinissimo. Nazionale azzurra di calcio con Mancini che ha convocato 27 giocatori, manca anche Insigne dell'ultima ora per un piccolo infortunio, quindi niente da fare. Allenamenti in Italia conclusi e oggi partenza per Yerevan dove domani si giocherà contro l'Armenia.
Qualificazioni europee per la nazionale di calcio femminile invece, che a Tbilisi ha battuto ieri per 1-0 la Georgia. È stata una brutta Italia comunque sottotono e ne hanno approfittato nel girone per volare Danimarca e Bosnia, il tutto legato al fatto di una differenza reti, perché pochi sono e poco è questo golletto fatto all'Armenia, speriamo di non doverne patire. La prossima gara a Palermo l'8 ottobre contro la Bosnia. Serie A ferma quindi per la nazionale, in Serie B ferme anche loro e anche le venete. Dopo la sosta però la nazionale lascerà spazio all'anticipo il 13 tra Pordenone e Spezia. Sabato 14 Cittadella Trapani, con l'imperativo per la squadra di Venturato di ritornare alla vittoria, mentre il Venezia affronta nel derby il Chievo, partita molto interessante. Andiamo in Serie D, dove il Montebelluna, che ha strappato domenica nella prima giornata di campionato un pari contro l'Adriese, contro una delle favorite alla vittoria finale di questo campionato, almeno così si dice, giocherà in casa sabato pomeriggio, quindi in anticipo, contro il Campodarsego. Calcio d'inizio alle ore 17. Sempre sabato e sempre in Serie D anticipano anche Feltre-Belluno, quindi derbaccio o derby del Belluno, Mestre Adriese, Delta Rovigo, Clodiense, Chioggia. Tutto da seguire, soprattutto, come vi dicevo, questo derby tra Feltre e Belluno. Anche quest'anno il nostro campionato di maggiore interesse sarà quello d'eccellenza, che seguiremo con servizi, interviste, telecronache per tutta la stagione. Andiamo proprio in eccellenza perché domenica l'Eclisse Carini Pievigina ha affrontato sul proprio terreno il QDP vincendo per 2-0. Ieri abbiamo sentito Della Bella, tecnico dei padroni di casa, oggi sentiamo Cristiano Turchetto, tecnico degli ospiti. Con Cristiano Turchetto, che cosa ti è rimasto, che cosa trai da questa seconda gara e seconda sconfitta? Seconda gara, seconda sconfitta, sì. Oggi, a differenza di domenica scorsa, eravamo anche partiti bene, i primi 10 minuti, un quarto d'ora, abbiamo fatto una bella parata del loro portiere, poi abbiamo concesso, su una grave ingenuità nostra, abbiamo preso gol, e subito il secondo, e poi il primo tempo non mi è piaciuto, l'ultima mezz'ora non mi è piaciuto, troppa paura, sempre indietro. Secondo tempo niente da perdere, qualcosina in più abbiamo fatto, ma c'è ancora tanto da lavorare. Hai provato a cambiare comunque, perché ho visto che a un certo punto hai spostato un pochino più avanti Martina, hai cercato di mettere qualche piede buono in mezzo. Sì. Loro ci lasciavano comunque spazio per provare a giocare, ho preferito mettere Martina in mezzo e giocare con i due attaccanti, Frezza e Vuk. Qualcosina è stato fatto, ma troppo poco. Troppo poco, anche perché Sečković poco servito nuovamente, adesso oggi aveva la spalla di Frezza, però sì, come dicevi te, poco appoggiato forse. Sì, lui deve ancora entrare in condizione, noi non arriviamo mai a dargli l'appoggio, troppo poco ancora, troppo poco. Beh, hai ancora da lavorare, insomma domenica si inizia però. Sì, il nostro obiettivo lo sapevamo che è altro, dobbiamo cercare di farci trovare pronti domenica, però abbiamo ancora tante cosine da sistemare. C'era lo sbaglio naturalmente era Cristiano Turchetto. Eccellenza, vediamo la prima giornata che sarà così composta: Istrana, Sannona di Piave, Spinea, Calvinoale, Lia Piave, Liventina, Montello, Real Martellago, Union Pro, Porto Mansuè, Union QDP, Robbeganese, Union San Giorgio Libano, Porto Gruaro e Vittorio Veneto Falmec, Eclisse Careni Pievigina. Rimaniamo sempre nell'eccellenza, andiamo a sentire la presentazione alla Casa del Popolo di San Polo di Piave l'altra sera per il Lia Piave. Abbiamo sentito Silvano Ongaro, il presidente del sodalizio. Si parte come tutti gli anni con delle aspettative, poi ci sarà il campo che dirà la verità. Ogni anno insomma ci sono grosse aspettative per il Lia Piave, poi per qualche storia ogni tanto ci si perde o ci si frena. Ma tutto sommato il Lia Piave parte per essere una squadra importante a livello del torneo. Poi ne vince uno è difficile, però tutto sommato in questi anni abbiamo sempre dimostrato una squadra compatta, una società che c'è, per cui se poi la vittoria arriva bene, se non arriva non è un dramma.
E in effetti voi non ne avete mai fatto un dramma da questo lato. Contento della squadra allestita quest'anno? Sì, anche se domenica abbiamo partito, però in questa fase dipende molto dai carichi di lavoro. Io sono convinto che abbiamo una squadra competitiva che farà bella figura e sono certo, ne sono fiducioso. Coppa così quindi diciamo, ma tutta aperta ancora, e poi arriva il campionato, che è la cosa più importante. Sì, la Coppa non so come andrà, perché perdendo la prima partita è difficile poi recuperare, però la Coppa deve servire per trovare i giusti ritmi per il campionato, che poi è la cosa più importante. Presidente, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie a voi. Questo è Lia Piave, questo è il presidente. Allora si riferiva alla partita, la prima persa contro il Porto Mansuè 4-0, mentre la seconda contro lo squadrone del Porto Gruaro, pareggio 2-2, quindi una coppa che insomma ha alti e bassi. Prima giornata anche in promozione nel girone D, vediamo Marcon Città di Caorle, Cavarzano Trebaseleghe, Conegliano Lovis Spresiano, Fontanelle Fossalta di Piave, Godega Villorba, Noventa Ponzano, Vazzola Opitergina e Vedelago Treviso, con Treviso naturalmente con i favori del pronostico in questo girone e in questo campionato. Il basket, ne abbiamo parlato e ricordato all'inizio, saremo in diretta audio streaming questa sera dalle 20:15 su www.venetoglobe.com, perché la TVB di Treviso, Serie A1, disputa un amichevole di rango, un amichevole di cartello alle 20:15 contro la Reyer Venezia, a cui mancherà Filloy, Casarin e Mazzola. La TVB dovrebbe e potrebbe già mandare sul parquet il nuovo arrivo, Cook terzo. In Serie A2 femminile il Ponzano ha iniziato il suo raduno ancora il 19 agosto, dopo la prima amichevole contro Oregon. Adesso si attende il 6 settembre al Palacicogna di Ponzano contro la Libertas di Udine. Anche la Ruker Sanve è reduce da una sua prima amichevole, quella con Jesolo, che l'ha vista vincere abbastanza nettamente, e soddisfando anche Marco Mian, che abbiamo sentito ieri ai nostri microfoni. Un altro allenatore, Santarelli, eccolo qui, è ritornato a casa, è ritornato a Conegliano. Domani guiderà l'allenamento già alla palestra di San Pietro di Feletto, dove le tre, Fersino, Bottezat e Gennari, accompagnate dalla squadra giovanile del Sandona di Piave, stanno cominciando la loro preparazione. Santarelli, lo ricordiamo, è stato eliminato però a testa alta agli europei con la sua Croazia dalla Turchia, padrone di casa. Bene, saremo sempre molto attenti anche al campionato Pro 14 del Benetton Treviso. Sono state ufficializzate, qui vedete le nuove divise bellissime dei Leoni. Sono state ufficializzate le due amichevoli di settembre tra Benetton e Zebre, venerdì 13 alle 20 a Parma e a Treviso il venerdì successivo. Dall'altro giorno poi sono ripresi per tutti alla Ghirada gli allenamenti. Ci sono anche gli inglesi che continuano i loro allenamenti in vista della prossima partita proprio contro l'Italia. Con il rugby chiudiamo e vi diamo appuntamento a domani, sempre qui con venetoglobe.com. Buona giornata.